Prima di andare a capire come lievitano i costi delle grandi opere in Italia, l'ingegner Ritella voleva puntualizzare un qualcosa relativamente all'approvazione di questo grande progetto Mose. Prego. Esatto, cioè dopo che c'era stato lo studio degli esperti internazionali, che come ricordava prima il professor Dal Paus aveva messo in evidenza questi problemi di oscillazione fuori fase, no? L'avevano chiamata a suo tempo. Nel documento in cui è stato approvato il progetto definitivo è scritto che queste oscillazioni erano dovute all'effetto schiera, del fatto che le paratoie erano in schiera e che si verificavano soltanto col mare regolare con onde sinusoidali, e che invece col mare irregolare sarebbero scomparse non si sa come. Allora questa cosa noi la contestammo in maniera molto forte anche sui giornali, dicendo che quella era una cosa che tecnicamente non stava in piedi. Io precisamente usai questi termini che chi ha scritto quello dimostri di non sapere di che cosa sta parlando. Dichiarazione che le è costata molto Che poi mi è costata perché ci siamo presi questa incriminazione, poi siamo stati assolti, per cui... Certo. Ma perché? Era vero. Lo studio di Principia cosa ha dimostrato? Ha dimostrato che l'instabilità c'è sulla paratoia singola e quindi la stabilità della paratoia singola che fa diventare instabile la schiera. E non solo, Principia ha fatto tutti i calcoli col mare irregolare, quindi il fatto che c'erano queste instabilità col mare regolare e col mare irregolare erano scomparse, evidentemente è una cosa che tecnicamente non ha nessun senso. Non è possibile tecnicamente, dice? Assolutamente, cioè l'instabilità se esiste, esiste sulla paratoia, la paratoia che è dinamicamente instabile. Ma com'è possibile che abbiano prodotto quindi un documento in tal senso? Cioè, il documento di approvazione è scritto esattamente questo, quindi il progetto è stato approvato con un assurdo tecnico. Ora, noi sappiamo dalle inchieste che cosa succedeva, no? Dei documenti che il magistrato delle acque approvavano, abbiamo delle dichiarazioni. Sono state trovate le copie. Prego, Amadori. Ne sono state trovate copie dei documenti, delle relazioni sia del magistrato delle acque sia della Corte dei Conti che venivano lette corrette e poi ritrasmesse dal Consorzio Venezia Nuova a chi poi doveva fare le relazioni. Per cui... Quindi il controllore e il controllato redigevano insieme i documenti? Vedo Nordio che fa sì con la testa. Il controllato e il controllore, certo. Questo è un dato di fatto, quello che ho detto io. C'è un'altra cosa eclatante. Quest'opera non ha un progetto esecutivo. La legge sui lavori pubblici prevede che ci siano tre livelli di progettazione. Dopo il progetto definitivo deve esserci un progetto esecutivo. Poi l'opera viene realizzata per stralci funzionali successivi. Invece quest'opera è stata realizzata sulla base del progetto definitivo per stralci esecutivi successivi. È una palese distorsione, credo, dell'obiettivo che si prefiggeva il legislatore, perché nel momento in cui io predispongo un progetto definitivo, certo inquadro l'opera, so valutarne i costi, ho diciamo una chiara sensazione e dimostrazione di quello che mi aspetta, ma è il progetto esecutivo che, mandando a un perfezionamento ulteriore il progetto definitivo, permette di capire come si affrontano via via i singoli problemi. E invece, procedendo per stralci come hanno fatto, per stralci esecutivi come hanno fatto, hanno realizzato una parte dell'opera, poi nel momento in cui andavano ad aggiungerne una parte ulteriore, magari si accorgevano di problemi che invece dovevano essere previsti in fase esecutiva. Mi permetto di chiederle, da cittadino che appunto non è un ingegnere, sottolineo questa cosa, questo fa sì che poi vada avanti con i costi, accumulo quindi un investimento importante, faccia fatica anche a tornare indietro. Se va avanti con i costi non lo so. No, certo che mi permetto di fare un'osservazione. Ministro delle infrastrutture in quel momento era il massimo fustigatore degli italiani, l'onorevole Di Pietro. Era lui che reggeva il Ministero e il Consiglio Superiore, in un documento che fu esaminato in quel famoso 2006, rilevava la necessità di procedere al più presto alla stesura di un progetto esecutivo.
Parlando di costi, poi di grandi opere, noi abbiamo intervistato la CGA di Mestre per capire a livello italiano e il MOSE in particolare com'è l'andamento poi dei costi e quanto lievitano poi rispetto a quella che è la previsione iniziale. Noi abbiamo analizzato a distanza di 14 anni, da quando è entrata in vigore la legge obiettivo che ha stabilito oltre una trentina di grandi opere in Italia. Abbiamo avuto modo di registrare che appunto a distanza di tantissimi anni c'è stato un fortissimo incremento dei costi, in parte anche giustificati dalle varianti che sono venute in corso d'opera, dall'implementazione delle opere complementari, da tutta una serie di altri elementi e fattori. Certo è che per alcuni interventi è difficile giustificare aumenti del 7, 800, 900%. Varianti in corso d'opera che comunque è impossibile inserire nel progetto. Ovviamente sì, nel senso che soprattutto quando si parla di grandi opere, grandi interventi, spesso il progetto si definisce man mano che passano gli anni e quindi conseguentemente c'è anche un aumento dei costi, dei prezzi, una revisione dei capitolati d'appalto, quindi insomma le opere sono molto complesse e obiettivamente anche i costi tendono ad aumentare. Certo è che per alcune opere oggettivamente gli aumenti di spesa sono stati ingiustificati. Tra queste opere spicca anche il MOSE, ma spicca diciamo tra le opere che non hanno avuto un rincaro così considerevole, ma solo del 33%. Sì, esatto, nel 2001 si prevedeva una spesa, il CIPE prevedeva una spesa di 4 miliardi e 100 milioni. Ad oggi la spesa è salita a quasi 5 miliardi e mezzo, quindi un aumento del 33%, che insomma tutto sommato è abbastanza importante, anche se rispetto a tutte le altre grandi opere già definite nel 2001 questo incremento è abbastanza contenuto, anzi è tra uno dei più bassi. Ingegnere, lei oggi mi dà brutte notizie sempre, mi dica, sì. no ma guardi, mi dica. Dunque, il progetto definitivo a cui faceva riferimento il professor Dal Paus aveva 3.440 milioni di euro. Quindi non è un 30%, dice. Tant'è vero che quando noi abbiamo fatto la nostra stima di costi, lei ce l'ha, quindi l'ha potuto vedere, noi abbiamo fatto una stima di costi con i costi unitari per la nostra soluzione, con i costi unitari del consorzio e con i costi di mercato. Già quella stima era evidente di quanto i costi del consorzio erano superiori. Ci può dire l'opera che proponevate voi come alternativa al MOSE, esatto, cosa costava secondo i costi unitari sui e i costi costi di del mercato? consorzio sarebbe costato 900 milioni di euro e poche altre, mentre invece con i costi di mercato 630. Scritto, Credo che sia questo uno dei motivi per cui il nostro progetto è stato... Costava troppo poco. No, ma è stato... nascosto, di questa cosa non si doveva parlare perché sennò veniva fuori, perché quando io dico che con i costi di mercato io riesco a fare quell'opera con 600 mentre invece con i costi unitari sarebbe venuto 900, io evidentemente ho messo il dito in una piaga, no? Un 30% in meno rispetto 40 anche, sì. Sì. Però che il Amadore diceva, che il MOSE costasse di più con la concessione unica che non a prezzi di mercato è una cosa pacifica, è una cosa che il legislatore non essendoci gara, dice... sapeva e ha messo in conto, insomma, no? Nel senso che la logica era quest'opera è talmente grossa che non posso metterla in gara e ho bisogno di un soggetto unico. Diciamo il ragionamento base è stato questo, che poi sia vero o non vero. Non è vero. Però il ragionamento che ha fatto il legislatore è questo, insomma. Certo. Grandi opere, abbiamo anche una grande opera, ragionavamo in redazione l'altro giorno con il mio editore che è presente in studio, vediamo Panama come ci sia del Made in Italy anche lì nel creare un secondo canale a Panama di dimensioni faraoniche, forse anche molto più grande rispetto all'opera del MOSE, dove i costi, i tempi sembra quasi un altro mondo, pur essendo un Sud America dove sicuramente c'è una gestione probabilmente complessa, diciamo così, però vediamo delle opere che evolvono nel tempo e vediamo dei target raggiunti rapidamente, dei costi anche più bassi rispetto a quella che è l'opera del MOSE. Io parlo sempre da tecnico, gli ingegneri mi guardano male secondo me perché non introduco termini tecnici, però abbiamo anche delle immagini nella regia che rendono proprio l'idea di quello che
che è un sistema faraonico anche in quel caso. Peraltro c'è del Made in Italy, c'è un'eccellenza assolutamente italiana nell'edificare queste paratoie e queste strutture. Presidente, direttore, com'è che in Italia i costi lievitano in questa maniera? Se è possibile fare un ragionamento in questo senso? Questo Paese non riesce ad avere un progetto, portarlo avanti correttamente nei tempi, nei termini, nel rispetto poi del denaro pubblico, perché sono le tasse di tutti i cittadini. Io penso che ci sia un sistema talmente complesso che anche questa inchiesta meritevole non porterà sicuramente a risanare l'humus su cui nascono queste opere. Credo che sia difficile. Credo che siano passati 151 anni quando ci fu la prima grande mazzetta. Garibaldi ancora non era arrivato a Napoli e già aveva concesso a una compagnia italiana di fare la ferrovia da Palermo fino a... E da allora gli scandali sono ripetuti ogni 10 anni, sono emersi quantomeno, poi quelli che non sono emersi non fanno parte della storia. Mose è una cosa importante perché è una rappresentazione delle capacità italiane che può essere vanificata da un errore di calcolo. Quindi tecnicamente, da un punto di vista costruttivo, è sicuramente un'opera importante, però è basato su una ipotesi che forse quel tipo di movimento che hanno le paratie, quindi entrano in risonanza con le onde, determina la eventuale scardinamento delle paratie stesse. Ce li troviamo in piazza San Marco assieme all'alta marea. Naturalmente in questo caso sarebbe una marea un po' simile a uno tsunami e sarebbe anche discretamente pericolosa. Ma al di là di questo, quello che è importante è stabilire che quest'opera di cui parliamo e di cui sicuramente i nostri telespettatori guarderanno a casa, non riusciranno a capire se c'è possibilità di, dopo queste denunce e dopo l'inchiesta che è stata fatta dal giudice Nordio, se ci saranno dei provvedimenti successivi. Continuiamo a parlarne, ma non succede niente. Non si può mettere in parallelo all'attuale costruzione uno staff di tecnici che possono dire si può rimediare in qualche maniera? Tipo quelle dighe aggiuntive che stanno fuori del mare, io lo parlo in maniera semplice perché i telespettatori capiscano, in maniera tale che se c'è un vento di tramontana, un vento di bora, non aumenti l'afflusso dell'acqua e l'onda in maniera tale da evitare un'eventuale situazione che potrà essere catastrofica. Allora, si scopre, si denuncia, si condanna, ma non si provvede nel frattempo di trovare dei rimedi o quantomeno di capire le cose così come stanno. E questa cosa rimane in mano a giornali, a giornalisti che sono sicuramente dei bravi giornalisti che riescono a fare indagini, alla magistratura, ma dopo non succede niente. È l'Italia dove non succederà niente, sta crollando il mondo, ma ne parliamo, abbiamo capito qual è il problema, ma non sta succedendo niente. Ma forse non dovrebbe essere neanche il compito della magistratura? No, non sto parlando di magistratura, è dell'organizzazione dello Stato. Certo, in questo e lasciamo senso. stare la politica, perché la politica è sempre una cosa, è un magma, la politica italiana. No? Lo Stato deve essere organizzato per dire abbiamo fatto quest'opera, bene, abbiamo anche il sistema per valutare il rischio. Quantomeno diciamo ai cittadini, ci può essere, quale percentuale di rischio abbiamo? Il 10, il 20, il 50, il 2%. Allora possiamo anche, quali sono le opere aggiuntive, perché a questo punto non possiamo buttare via tutto. Progetto. Ecco, del progetto, quali opere possiamo aggiungere successivamente allo scopo di allontanare statisticamente un eventuale evento catastrofico. Ecco, e questo appunto, invece siamo silenti e questi ingegneri che stanno lavorando, questi responsabili del lavoro, non dicono nulla, non provvedono. I politici, io per esempio, io auguro che ci sia un sindaco che a Venezia, adesso che ci saranno le elezioni, dica chiaramente la mia città è a rischio. Io voglio questo. Allora, il Mose non è di Venezia, non è del Veneto, è stato fatto dallo Stato. Però il primo cittadino
deve alzarsi in piedi e dire: signori, la mia città è a rischio, e non una città qualsiasi, è Venezia. E quindi bisogna arrivare al punto di rendere partecipi tutti i cittadini, ma del mondo. Allora, io ricordo che c'è un altro scandalo che non è mai emerso, ma risale a 50 anni fa. 1966 sono stati raccolti allora circa 5 miliardi dati da tutte le fondazioni, dai cittadini di tutto il mondo, mandati a Venezia per fare qualcosa. 5 miliardi dell'epoca. Dell'epoca, Dell'epoca, Era 5 miliardi. Montanelli l'aveva anche patrocinato. Sì, c'era il Corriere della Sera, c'era tutti i giornali, ma a livello il Times di New York, Londra, eccetera, tutti i giornali, tutti hanno messo $1, una sterlina, 1000 lire per salvare Venezia. 5 miliardi dell'epoca. Sì. Potevamo, sono non evaporati, sublimati, cioè passati dallo stato solido allo stato di riforma. Ecco, ormai siamo fuori termine per andare in cerca chi se l'è magnati, no? Ma risalgono a 50 anni fa, e queste sono delle cose pazzesche, perché bisogna che noi abbiamo dei amministratori che chiedano conto. Non deve essere solo la magistratura che giustamente fa il suo mestiere, certo, ma deve essere l'amministratore che chiede conto. La magistratura è l'ultima ratio, certo, a intervenire. Proprio succede una cosa disastrosa, allora interviene la magistratura. Però se ne parla non può essere che quando la magistratura interviene in questo paese. Non può essere che la magistratura debba necessariamente intervenire ogni volta, perché non c'è un'organizzazione, una situazione precedente. Certo, anche perché la magistratura sembra dare delle spallate quasi perché si parli e si risolva, però non è... Sono perfettamente d'accordo, sono parole sacrosante. Noi intanto interveniamo quando il fatto è già accaduto, quindi quando il cadavere è ancora caldo, o peggio ancora quando è già putrefatto. E quindi, come insegna Manzoni, quando hai preso uno schiaffo neanche il Papa te lo può togliere, anche se noi mettessimo in galera tutto l'universo mondo, i soldi sprecati e vaporizzati non riusciremo a recuperarli, se non in minima parte. Il problema proprio culturale è che si confida già dal 92, e si correva questo rischio con la prima Tangentopoli, di confidare nella magistratura come un organismo salvifico che potesse rimediare queste situazioni. Non è vero, io l'ho scritto 20 anni fa, avendo condotto tutta la prima Tangentopoli veneta, certo, che ha portato sul banco degli imputati tutto il gotha dell'epoca, gli onorevoli Bernini, De Michelis, il presidente della regione, eccetera. Quella volta l'abbiamo scritto, l'abbiamo detto in già. Non pensate che possa essere la magistratura a risolvere questi problemi, e non pensate neanche di poterli risolvere inasprendo le pene. Io sono arrivato quando il collega Casson, ex collega, parlava dei provvedimenti di oggi. Per carità, se servono a dimostrare la buona volontà del governo, vengano, so let it be, come dicono, ma non serviranno a nulla. Se si pensa che possa essere l'intimidazione della norma penale a eliminare o a ridurre questa corruzione, basterebbe porsi una domanda da 5 centesimi di dollaro: ma credete voi che se levasse il bilancio, invece di essere punito da 1 a 4 anni, fosse stato punito da 1 a 6 anni, episodi come il Mose non sarebbero avvenuti? Ma per la corruzione, addirittura dove c'è la pena di morte, come in Cina, non ci sono argini di fronte all'avidità umana, se tu dai al potenziale corrotto gli strumenti per farsi corrompere. Allora qual è la morale di tutta questa storia? È quello che è stato detto un attimo fa: se noi non cambiamo radicalmente il sistema normativo, individuando le competenze, semplificando le procedure, responsabilizzando sia gli amministratori sia gli imprenditori, non ne andremo fuori. Le gare al massimo ribasso sono un classico esempio di questo. Un'impresa non può vincere un appalto al massimo ribasso per poi un anno dopo dire: beh, faccio delle varianti e aumento del 30%. Io, da liberale autentico che credo nel profitto, credo anche nel rischio imprenditoriale. L'imprenditore che offra quella cifra per fare quell'opera si impegna a farla, se va fuori prezzo sono fatti suoi. È un rischio, è un elemento del rischio imprenditoriale che lui deve pagare, e non fallendo e sparendo pieno di debiti. Deve mettere tutta una serie di cauzioni prima, reali, personali, finanziarie, in modo che non possa scomparire, e se scompare rimane quello che ha messo lì. Non credo che sia necessario laurearsi alla London School of Economics di Londra per capire queste cose. Certo. Eppure nessuno lo fa. Non l'hanno fatto di destra, di sinistra, non l'ha fatto il grande fustigatore di costumi, ex mio collega che era ai lavori pubblici. Perché non si fa? Bella domanda, risponderete alla prossima puntata.
Beh, io l'assumo, come giornalista no, risponderanno nella prossima puntata. Sicuramente noi continueremo a parlare di questi temi. Io rinvito tutti i presenti perché il dibattito non finisce qui, è un dibattito enorme che però dobbiamo porci, e giustamente anche Amadori scrive un libro e lo propone ai giovani, che sono quelli che, e non solo giovani, ma diciamo che ai giovani bisogna parlare e responsabilizzarli anche in questo senso, porre l'attenzione su un problema come il MOSE, la corruzione che è emersa da questa indagine. Io rinnovo i miei ringraziamenti alla Guardia di Finanza che ci ha aiutato a capire proprio le dinamiche in questo senso. Vorrei aggiungere una cosa. Prego. Perché le parole in Italia, anche queste, lasciano il tempo che trovano. Quando un giornalista fa un'inchiesta, oh che bravo, tutti si indignano, questa indignazione poi evapora anche questa. Allora ricordo invece che negli Stati Uniti, paese democratico, no? Un giornalista ha scoperto che andavano a scassare una cassaforte e portavano via dei pezzi di carta, no? È venuto fuori il Watergate, no? Cioè è venuto fuori che un giornalista ha fatto l'impeachment del Presidente della Repubblica Americana, e non è cosa da poco, perché il Presidente della Repubblica Americana col dito destro, d'accordo con un altro un po' più in là, premono un tasto e parte una bomba atomica. Cioè non è uno che così fa delle cose, certo, e poi eccetera. È il punto miliare della politica mondiale. È stato mandato a casa da un gruppo di giornalisti che si sono messi lì e hanno condannato. E la condanna, questo vuol dire informazione. E questo vuol dire il valore dell'informazione, e vuol dire il valore del giornalismo italiano, che abbiamo visto che è in grado di fare determinate cose, però che rimangono lì. Poi tutto tace, e questo è il buonismo italiano, e questo è il perdonismo italiano, che è la cosa peggiore che ci sia, perché non è vero che si può perdonare a tutto. Ci vuole prima il pentimento, e non è detto che poi col pentimento lo sconto della pena venga tolto. Si rifà tutta la sua pena, ma almeno ha la soddisfazione di essere stato perdonato. Grazie ai miei ospiti in studio, grazie al mio direttore responsabile, grazie Carlo Nordio, Presidente Amadori, grazie ai nostri ingegneri che ci hanno chiarito tecnicamente le problematiche, che staremo in allerta come cittadini e come giornalisti anche. Speriamo che abbiate torto, lo dico chiaramente perché ce lo auguriamo, purtroppo sì. E grazie a casa a chi ci ha seguito. Continueremo a parlare di MOSE, è un tema fondamentale, quindi le antenne sempre attente. Grazie, arrivederci a casa.